La mostra Itinerari della Passione della pittrice sassarese Liliana Canu è stata allestita al Museo Muraz in occasione della Quaresima e della Pasqua. Sarà visitabile infatti fino al 21 aprile. L'allestimento si divide in due parti fondamentalmente. La prima parte è composta dalle 7 grandi pitture in acrilico su compensato che raccontano l'itinerario di Santa Brigida partendo dalla circoncisione arrivando poi fino alla crocifissione. La seconda parte invece è formata da una serie di 16 dipinti sempre acrilico su compensato che raccontano i vari personaggi che sono stati fondamentalmente i testimoni della vita di Cristo. La mostra dialoga sempre con i pezzi pregiati della collezione dell'arte tessile del museo. Infatti la mostra Itinerari della Passione è uno di quegli eventi organizzati attraverso una programmazione di mostre temporanee che serve per dialogare con quello che è la natura del museo, e cioè la tradizione tessile. Infatti pensiamo che quello che il museo rappresenta, e cioè la tradizione e l'attività di conservazione e di preservazione di quello che è un argomento fondamentale per la storia sarda, cioè il settore e l'arte tessile, debba mettersi in dialogo con quello che succede nel presente. E quello che succede nel presente può essere raccontato meglio dall'arte contemporanea, che analizza attraverso la visione dell'artista